Allora, oggi siamo qui in Campo San Tommaso a Venezia per dimostrare con una folta rappresentanza di tutte le aree del Veneto, del movimento Indipendenza Veneta, che per noi non c'è Ferragosto perché l'indipendenza non va in ferie. E questa è solo una rappresentanza degli oltre 4.000 soci che ogni giorno lavorano. Voi sapete che in questo mese di agosto Indipendenza Veneta ha allestito, sta allestendo e terrà oltre 200 banchetti in tutto il Veneto, dal Garda a Caorle, dalla montagna del Cadore a quella della Lessinia. L'indipendenza sta vivendo il suo momento cruciale. Oggi siamo qui in particolare per difendere la democrazia e la libertà dei veneti di potersi esprimere. Quindi non difendiamo solo l'indipendenza, difendiamo il diritto e la democrazia di tutti i veneti che hanno il diritto, appunto, hanno la necessità di dire cosa vogliono sulla questione dell'indipendenza. È una vergogna mondiale che l'Italia si arroghi il diritto di togliere ai veneti la parola, di avere la possibilità di essere consultati a costo zero per l'erario. Questa è la vergogna. In un referendum che chiede: volete voi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? Siccome noi non vogliamo limitare la libertà degli altri, ma non vogliamo che la nostra libertà sia conculcata, sia ridimensionata, vogliamo esercitare quel diritto che perfino il Gazzettino e qualche giornale di parte in questi giorni ha tentato di non evidenziare, di non rappresentare come merita, facendo un sondaggetto: voi siete d'accordo o meno perché il governo impugni? Siete d'accordo col governo che ha impugnato la legge 16? Il 64% hanno detto che è una cosa inaccettabile bloccare una legge, un atto di democrazia, e quasi il 9% hanno detto che è un sogno infranto. Sommate le due percentuali, vuol dire che oltre il 75% dei veneti vogliono, insistono perché si voti sul diritto di autodeterminazione che ci porterà all'indipendenza. Bloccare la democrazia nel Veneto, bloccare il voto verso l'indipendenza è un atto di insipienza, un atto che nella storia condannerà in modo senza riserve. Io ieri ho postato un tweet che ho detto che se l'Italia continua su questa strada si dimostra uno Stato canaglia, uno Stato che viola il diritto, non ha titolo di rimanere nel consesso delle nazioni democratiche e all'interno dell'ONU. Questo dobbiamo dire. Quindi dovremmo avere il sostegno di tutti. Dobbiamo far capire a Zaia, dobbiamo far capire al Consiglio regionale che non devono mollare, che non si può mollare in questo momento, non ci si deve fare intimidire o intimorire da nessuno. La libertà è una cosa che dobbiamo conquistarci noi giorno per giorno, anche con atti simbolici come questo, ma molto forti, a Ferragosto in piazza per dire che non molleremo un punto, che la nostra indipendenza la conquisteremo passo dopo passo. Vogliamo votare, è un nostro diritto, e non si parli da parte di nessuno di elezioni regionali. Non ci interessano le elezioni regionali, ci interessa il referendum sull'indipendenza. La legge 16 è efficace e valida e quindi vogliamo quanto prima che la giunta Zaia, che sta lavorando seppur lentamente in questa direzione, apra il conto corrente dove già centinaia di persone si sono dichiarate disponibili a versare, stanno con i soldi in mano per versare importi rilevanti.
Vogliamo questo, vogliamo votare e quindi continuiamo nella nostra azione a sostegno del diritto di autodeterminazione del popolo veneto. Siamo sempre stati indipendenti sotto tutti i profili e anche dal punto di vista economico noi non abbiamo mai avuto bisogno né di una cassa né di nulla e nonostante tempi difficili ancora oggi riusciamo ad essere indipendenti. Il problema è l'Italia che ci accolla delle spese, che ci accolla un 20 miliardi l'anno che non tornano più nella nostra regione per i nostri servizi. Ed è appunto per questo che dobbiamo battagliare, che dobbiamo lottare, perché non c'è più futuro, non solo per noi, non c'è più futuro per un'intera generazione. Non avranno mai la possibilità di diventare indipendenti, che credo sia il passaggio primario per ogni genitore, poter vedere un figlio diventare grande, trovarsi un lavoro e farsi una famiglia. Oggi a loro non spetta più neppure questo, sono cancellati sotto tutti i profili, ricordatevelo. I nonni lo devono fare per i loro nipoti, i genitori lo devono fare per i propri figli. Un Veneto indipendente è una forza, il marchio Made in Venice è già garantito. Quindi il coraggio deve essere di abbracciare il movimento e di testimoniare, perché l'unione dei Veneti va testimoniata. Il primo passo è quello, una bandiera fuori da casa, ricordatevi che testimonia che questo è territorio vostro, non di altri. Le varianti sono tantissime, le possibilità sono enormi e le garanzie ci sono, perché qui i soldi ancora si fanno sfruttare, perché c'è intelligenza nell'economia, per cui, ripeto e lo ripeterò sempre, non dobbiamo avere paura, perché ai Veneti questo è stato insegnato, questo è il lavaggio del cervello che abbiamo subito, avere paura di qualcuno che ha sempre lavorato per spremere, come qualcuno ha detto proprio ieri sera, spremere i limoni, arrivare alla buccia e grattarne la buccia. Allora ragazzi, uomini, donne e veneti, siete grandi a essere qua oggi. Io vi faccio una domanda. Cos'è che possiamo credere nella vita? Qual è la cosa importante o quali sono i nostri valori? Siamo qua a testimoniare i nostri valori, che sono sicuramente la libertà. Ma prima di tutto io credo che se vi faccio una domanda, cosa possiamo credere nel nostro cuore se non alla nostra famiglia, alla nostra terra, alla nostra casa, alla nostra gente? Questi sono i nostri valori, che non sono dei valori identitari, limitati, di un paese che si chiude in se stesso. Sono i valori che vengono portati in Europa, perché questa Europa noi la vogliamo, ma la vogliamo per sostenere i popoli, le famiglie, la gente, il futuro delle prossime generazioni. Siete corsi qua perché nel cuore vi batte qualcosa di forte, un'ansia di libertà, ma anche la volontà di non arrendersi, perché chi non sta seguendo un progetto di libertà si è già arreso al male di questo paese. Se io non avessi incontrato l'indipendenza, Alessio Morosin, indipendenza poi veneta, allora tutti insieme siamo qua oggi per testimoniare invece la grande eredità morale, di valori, di legalità. Vogliamo un referendum, non chiediamo tanto, ce lo paghiamo, ha detto Alessio Morosin. Salviamo quello che c'è da salvare adesso, con l'indipendenza, almeno con la possibilità di poter decidere. E diamo la speranza, come ha detto Silvia, ai nostri figli, di una vita vera, vissuta nella normalità di tutti i popoli civili, perché quello che stiamo chiedendo esiste negli altri paesi del mondo e viene negato solo qui, un futuro di normalità attraverso l'indipendenza del Veneto. Per cui gridiamo tutti assieme: Veneto libero! Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza,
della capacità di mobilitazione, anche se oggi qualcuno potrebbe dire ma un centinaio di persone sono un numero esiguo, in realtà oggi a Ferragosto nessun partito, neanche di quelli che hanno preso il 40,8%, è in grado di mobilitare una presenza, seppur simbolica, da tutto il Veneto come abbiamo fatto noi a Venezia. Noi siamo qui non per fare una protesta sterile, non per parlarci addosso, non perché abbiamo velleità, abbiamo una visione ben precisa. Vogliamo far capire a chi sta a Palazzo Balbi che è il palazzo del governo della regione. Questo palazzo aveva 30 giorni di tempo per adottare le misure, i provvedimenti che servivano, che servono per dare concretezza e attuazione alla legge 16 e ha dimostrato una certa difficoltà. Noi siamo venuti di qui a fare una cosa che li imbarazza, a sostenerli, a fargli capire che abbiamo lanciato questa idea 2 anni fa, non tanto tempo fa, 2 anni fa, con una raccolta di firme per la risoluzione 44, il primo mattone di un edificio che è quello dell'indipendenza. E quindi il 28 novembre 2012 è stata approvata quella risoluzione, la quale impegna, non è una dichiarazione di principi, impegna formalmente, diceva il testo, la Giunta e il Consiglio regionale ad attivarsi con ogni mezzo presso gli organismi dell'Unione Europea e presso l'ONU affinché il popolo veneto possa esercitare il suo diritto di autodeterminazione. Questa visione dello strumento ha impressionato, sta imbarazzando i palazzi del potere a Roma e in qualche modo anche nel Veneto. Pensateci, pensiamoci che abbiamo messo in atto uno strumento straordinario, corrosivo per un potere corrotto, corrosivo per chi non ha idealità, corrosivo per chi non ha nient'altro che quella che è la prosecuzione e il raggiungimento di interessi privati. Guardate che non è semplice, ma prima la giornalista della RAI, che quasi anche lei ancora sorridendo perché è novizia sul tema, diceva ma non c'è la Costituzione che dice che l'Italia è una indivisibile. Sì tesoro, c'è la Costituzione che dice questo, come la Costituzione del Regno di Spagna dice la stessa cosa, come la Costituzione della Serbia diceva che il Kosovo non poteva diventare uno Stato indipendente perché era una sua realtà regionale. Ma la Corte internazionale di giustizia nel luglio del 2010 ha chiarito che cosa vogliono dire queste cose qua. Ed è bene che i giornalisti che scrivono a volte senza avere consapevolezza comincino con umiltà a studiare ed approfondire queste tematiche che non conoscono. Li abbiamo messi a nudo nel loro vuoto culturale e politico. La libertà è una cosa che è nostra, è una cosa che ci dobbiamo prendere, è un bene che ci viene dalla nostra storia, dalla nostra identità di persone, perché l'uomo, noi, il soggetto, veniamo prima della legge e ci sono dei principi di diritto internazionale e tra questi il diritto di autodeterminazione che se correttamente conosciuti, se adeguatamente applicati, ci possono portare a raggiungere il risultato dell'indipendenza per via istituzionale. E quindi alla giornalista ho detto, sì è vero che c'è lo Stato che ha delle norme di chiusura, ma la libertà e la democrazia basata sul diritto di autodeterminazione va oltre queste norme. Questa è la forza. È che il problema per noi è un problema fortunatamente che non ci riguarda soltanto in Veneto come popolo che cerca la propria indipendenza, riguarda anche l'Europa, riguarda l'Europa delle altre comunità, degli altri popoli come la Catalogna, la Scozia, che andranno a votare, la Scozia il 18 di settembre, la Catalogna il 9 di novembre, che hanno portato in piazza milioni di persone. Questo è il punto. Noi dobbiamo mobilitare le persone
dobbiamo convincerci e convincere la gente che non abbiamo alternative a quella che abbiamo intrapreso. L'indipendenza gioverà al Veneto, indubbiamente, e gioverà anche all'Italia. La Regione ormai ha intrapreso una strada, quella della legge 16, che è una strada senza ritorno. Ogni passo in avanti è un passo che non sarà più possibile rinnegare, questo è il punto forte. Non sarà più possibile dire che un gruppo velleitario ha sognato un giorno l'indipendenza. Se noi lo vogliamo, se noi continuiamo in questa strada, l'indipendenza sarà una realtà in tempi molto brevi. Ormai i numeri stanno dimostrando che l'Italia è fallita, è crollata. Il debito pubblico, quando noi dicevamo nei nostri incontri un anno fa che avrebbe distrutto le residue speranze, avrebbe azzerato tutte quelle chiacchiere dei governanti italiani, oggi è diventata realtà. Il solo mese di maggio 20 miliardi di interessi sul debito pubblico ha portato 20 miliardi in più di debito pubblico. Allora, siccome noi crediamo che ci sia un futuro per noi, crediamo nella democrazia e nella libertà, nell'autodeterminazione come strumento che ci porterà fuori dallo stagno italiano, dobbiamo continuare. Dobbiamo dire alla Regione: non fermarti anche se la legge 16 è stata impugnata, perché anche se c'è l'impugnazione, egualmente la legge produce tutti i suoi effetti, quindi si può andare avanti a aprire il conto corrente, si può andare avanti anche a fissare la data, si può andare avanti e indire questo referendum. Questo è il punto importante: non fermarsi mai, non farsi intimorire, non aver paura, perché questo Stato non può violare il diritto internazionale. È uno Stato canaglia, perché negare al popolo veneto una consultazione, ditelo a tutti, che costa zero all'erario, non costa nulla allo Stato, è solo una prevaricazione, un atto di prepotenza, un'inutile azione di forza contro la nostra libertà. Perché abbiamo notizie che Renzi era dubbioso se impugnarlo o meno, ma i suoi burocrati, quelli che lui vorrebbe fa credere a qualcuno che le andrebbe a cambiare, gli hanno imposto. La burocrazia del Ministero dell'Interno, la burocrazia del Quirinale, quelli che vivono di privilegi, hanno detto che noi non potremmo votare a costo zero una consultazione sull'autodeterminazione. Noi abbiamo ottenuto con la nostra azione politica un grande risultato, una grande medaglia. Sapete qual è questa medaglia? È quella della credibilità. Essere credibili oggi sul panorama politico è una virtù rara, è una qualità che non esiste più, e noi continueremo a tenere alta l'azione con una condotta credibile. Credibile, che cosa vuol dire credibile? Che non cederemo alle lusinghe, non cederemo agli allettamenti del potere, non cederemo neanche a un impegno che per ora è improvvido pensare, l'impegno delle elezioni regionali. Finché c'è un minuto a disposizione, finché c'è uno spazio nell'agenda, finché non saranno fissate le elezioni, noi lavoreremo esclusivamente perché si tenga il referendum. Purtroppo abbiamo la stampa, l'informazione che è avara di comunicazione, è avara di notizie. Badate che in questo periodo, voi non l'avrete visto, ma ai giornali, alle televisioni, alla stampa abbiamo mandato una quantità di informazioni, di comunicati, di interventi. Non hanno raccolto quasi nulla, perché è una scelta ben precisa, perché non hanno argomenti contro. A volte è quasi incredibile leggere sui giornali un editoriale come quello dell'altro ieri di Melilli del Corriere del Veneto. Leggetele le cose che scrivono in modo improvvisato, senza conoscere l'argomento, accomunandoci talvolta a realtà politiche che non c'entrano nulla con noi. Diciamolo chiaramente, noi non stiamo emulando la Lega o altri, siamo una realtà completamente diversa. La nostra è una visione sull'obiettivo, non su una prospettiva politica del Consiglio regionale. Al momento noi lavoriamo
solo per il referendum, vogliamo il referendum. Dobbiamo far sentire anche con le centinaia di gazebo che in agosto sono state programmate in tutto il territorio la nostra ferma determinazione, la convinzione che si deve parlare, far conoscere la legge 16, parlare e far conoscere il Veneto, che lavoriamo secondo una prospettiva istituzionale. La via istituzionale è quella che a Castelbrando è stata irrobustita nel pensiero anche da autorevoli giuristi, economisti, pensatori, e che è la nostra bandiera.